noi siamo in compagnia del presidente del circolo ICNUSA di Mestre, siamo in compagnia di Bruna Lai. Buonasera, buonasera. E grazie di questo invito. Grazie a voi che siete venuti a trovarci. Io le faccio, presidente, i complimenti per il suo vestito. Grazie. Allora, lei arriva esattamente da dove? Da Villacidro. Da Villacidro. E questo è il costume di Villacidro. Ma quanti anni è che vive qui a Che Mestre? sono qua 40 anni. 40 anni? 40 anni. Ho vissuto più qua che a Villacidro. Però nel cuore gli è rimasto Ma la per Sardegna. carità, io sono sarda sempre, sempre. Allora, mi racconti queste grandi esperienze che fate qui con il nostro circolo, perché so che continuate a portare avanti quelle che sono tradizioni, sapori, costumi dell'isola. Sì, tantissime cose organizziamo. Intanto partecipiamo sempre al circolo, che ogni giorno ci incontriamo. Parliamo di questa giornata, una giornata importante, quella di quest'oggi, organizzata in teatro, una giornata anche in cui si propongono quelli che sono i sapori della nostra Sardegna. Quanto è importante per voi far conoscere i prodotti isolani agli amici veneti? Ma noi non proponiamo altro solo che cose sarde, basta, sia i formaggi, sì, infatti c'è tanta gente per questo. Cioè, no? Ho visto dagli amici del Veneto grande amore nei confronti dei sardi. No, per quello sì, e ce ne vengono tantissimi anche al circolo. Vengono più dei sardi, perché i sardi sono un po' resti. Sì. Non vengono spessissimo? Non vengono spesso, vengono lavorare. Sabato, la domenica, invece i veneti vengono molto di più. Gli piace il vino? Gli piace il vino? Allora, mi racconti la sua storia, Sì. come mai è venuta da Villacidro qua a Mestre? Io, per dire la verità, sono venuta per fare un concorso, allora era la SIP, no? Sì. E l'avevo vinto a Roma, poi sono venuta qua. Sarebbe per prendere il posto e basta, invece dopo ho dovuto fare la visita, io ho una cicatrice lunghissima sulla spalla. Ah, le hanno chiesto quindi di portare la cartella clinica? Sì, ma io venivo dal paesello, ignorante, non l'ho portata. Quindi alla fine è rimasta qua a E Mestre. sono rimasta qua. E quando nasce poi il Circolo dei Sardi a Mestre? E nel 90 nasce. Ma lei è stata promotrice? Insieme ad altri, Insieme ad però altri amici della Sardegna? sì, insieme ad altri, anche il signore che c'era prima, sì. Abbiamo incominciato così, prima in un baretto, poi fino a quando abbiamo trovato e abbiamo inaugurato il nostro circolo. Insomma, la Sardegna c'è anche qui a Mestre, qui in Veneto, ma poi continua a parlare vero di lei, insomma, l'hanno mandata in un negozio a lavorare. Sì, sono stata 2 anni lì a lavorare. Allora, se volete sapere tutto, io vi dico che per 2 anni mia mamma sapeva che avevo preso il posto alla SIP, va bene? Quindi ha detto le bugie a mamma? Come? A Solo mamma, a voi? fratello, a tutti, E ho invece... detto bugie, perché io volevo rimanere. Però dopo 2 anni loro sono venuti e mi hanno scoperto. Vabbè, ma sono rimasti contenti comunque, Sì, perché ma... comunque lei ha realizzato il suo sogno, che era quello di lavorare e stare qua. Ma ha trovato l'amore lei qua? Sì, ma poi mi sono messa per conto mio a lavorare, io ho un negozio ancora, sempre un negozio di lavanderia, lavasecco, cuccio, faccio tutto. Quindi... Ma poi lei, mi dica la verità, lei qui si è messa a lavorare, però ha trovato anche l'amore. Certo qua. Che l'ho trovato, è anche bello, guardi. Ma chi è quel bel signore con gli occhiali? No, perché noi parliamo, però poi intorno a noi sono tanti amici. Come si chiama questo bel signore? Venga qua vicino a me, Francesco. Vieni, dai, amore. Ma Francesco di dov'è? Francesco è di Veneto. Castellammare di Stabia. Venga qua, sono a sinistra. Parla il sardo. Parla il sardo lei? No. Intanto buonasera. Buonasera. Insomma, ha conosciuto questa bella signora, tac, scatta l'amore, ecco No, perché lei vuole rimanere qui. Il problema è che tutto lo spazio che aveva in Sardegna è venuta qua nel Veneto per incastrare meno. Ah, l'ha incastrata? Per incastrare me napoletano, poi non so se lei da Napoli che ci faceva qua? Sì, ero nell'arma dei carabinieri. Era nell'arma dei carabinieri. Ho conosciuto lei e mi ha arrestato. L'ha arrestata. Insomma, quindi sì. Felicissimi. Sì, abbiamo 2 figlie grandi adesso, una sposata, siamo a posto. Allora, ritorniamo da suo marito, mi ripete il nome? Francesco. Allora, Francesco, sua moglie, immagino che cucinerà qualcosa di sardo. Mi ha preso per quello, per la solo gola, per quello? Per la gola. Ascolti, è il piatto che le piace di più sardo che sua moglie gli propone?
Ma inizialmente mi ricordo sempre quando faceva carciofi con le patate, carciofi e patate novelle. Si facevano anche dalle mie parti, si fanno, però lei le faceva in una maniera particolare, tutta sua, di sua mamma, che mi piacciono moltissimo, però i piatti sardi li conosciamo, il maiaretto soprattutto, l'agnello che a me non piace, però proponevo altre cose, proponevo le fave, i ceci, le lenticchie, tutte quelle tutto, cose, no? ma Mangiava. per niente c'è un bel pensionino. si vede, no? Si vede. Ascolti, lei frequenta il Circolo dei Sardi? Immagino di sì. Io dicono che sono un elemento portante del circolo. Sardo a tutti gli effetti? Pur non essendo sardo. Pur non essendo sardo, sì. Sardo a tutti gli effetti. Allora noi vi ringraziamo dell'ospitalità che ci avete riservato qui a Mestre. Grazie. È stato un piacere conoscere meglio questa città che poi, lo ripetiamo, è a pochi passi da Venezia. Sì. C'è questo ponte della libertà che collega praticamente Mestre e Venezia, ma c'è anche la libertà di questa signora che ha scelto, andando contro genitori e famiglia, di rimanere qui a Mestre per lavorare, ma in realtà forse anche per l'amore. Possiamo dirlo, anche a partire la fame. Perché comunque c'era più lavoro? No, perché era poco quello che mi davano e quindi pagavo una cameretta che dovevo salire sopra il letto perché non c'era altro posto. Quindi, e allora sì che erano dolori, allora piangevo perché sarei stata bene a casa mia. Qua, nel 1970? Nel 69. Nel 69, sì. E quindi un po' ho patito, però sono stata dura. Allora, venga qua vicino a me. Allora, noi chiudiamo questa intervista, però mica finisce qui perché ci trasferiamo ancora in teatro e poi ancora a conoscere meglio questa giornata che Mestre ha regalato a noi. Insomma, conoscere loro è stata veramente una grande esperienza. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Noi siamo sempre in Veneto e siamo qui con il tesserato del Circolo Sardo di Chinusa numero 3, che è l'assessore regionale della regione Veneto, Renato Chisu. Intanto buonasera. Buonasera a voi. Quindi lei è un sardo quasi a tutti gli effetti. Guardate, la prima regione che amo è la mia terra, il Veneto, la seconda regione è la Sardegna. Allora, lei di quale assessorato si occupa nella regione Venezia? È infrastrutture e mobilità, quindi grandi opere, strade, ferrovie, acque, porti e così via. Insomma, quando ci sono giornate di questo tipo, quindi lei è sempre presente quando c'è Sardegna? No, io amo, le ripeto, io amo la Sardegna, sono venuto perché devo riconoscenza a un amico sardo che ha lavorato qui in Veneto, che è Luca Saba, il direttore della Coldiretti. Ha lavorato bene e ci è molto dispiaciuto che se ne sia andato. Questo è il primo. È tornato in Sardegna? Se ne sia andato, l'avete recuperato voi. È un grandissimo personaggio con cui abbiamo lavorato benissimo. E il secondo motivo è che quando ci sono iniziative sarde io ci sono sempre, perché ripeto, amo la Sardegna, ho tantissimi amici sardi, ho dei parenti sardi, zii sardi, ma l'ho soprattutto vissuta, per questo l'amo. Lei è assessore di una grande regione che è la regione Veneto, sicuramente così come tutta Italia anche voi vivrete, immagino, insomma, questa crisi che attanaglia tutta l'Europa. Ecco, come state affrontando questo momento particolare della nostra nazione? Beh, è un momento difficile, io credo però che abbiamo dentro di noi le risorse, la voglia di lavorare e la capacità anche per uscire. Già il nostro sistema Italia è molto ben messo rispetto alle altre nazioni, diciamo che in questi anni è stato difeso il potere d'acquisto delle nostre famiglie, dei nostri lavoratori, delle nostre imprese. Siamo messi abbastanza bene da un punto di vista finanziario, ma quello che è il fattore vincente sarà la voglia di lavorare che è in tutti noi. Ci ha fatto piacere il sapere dei tanti sardi che stanno facendo successo nel Veneto. Perché se lo meritano, sono persone come noi, serie, che hanno voglia di lavorare, che vedono nella famiglia il punto di riferimento e che vedono nella possibilità, come dire, con il lavoro, con l'imprenditoria, con il rischio che comporta anche l'imprenditoria, di affermarsi. Questo è il sale della vita, il sale che in tutti gli uomini di buona volontà. Grazie Assessore, Grazie a voi. Buonasera, arrivederci. Arrivederci.